Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Apriamo questa puntata collegandoci con Alberto Comisso che si trova a Resia assieme al sindaco e responsabile comunale della protezione civile per un aggiornamento in tempo reale sulla situazione incendi. A voi la linea. Buongiorno da Resia, qua è il 7° giorno, lo possiamo dire tranquillamente, di agonia e soprattutto anche di stress, non solo per i rappresentanti comunali, qui alla mia destra il sindaco Anna Micelli, alla mia sinistra invece Gian Mario Cappellaro, che è coordinatore del distretto di protezione civile della Val Canale e Canal Fer. Perché? Sta bruciando ancora questa bellissima zona del Friuli, della Val Resia, ma soprattutto c'è un bypass che è stato istituito nei giorni scorsi, un bypass che però richiede molta attenzione. Tra chi si deve spostare ci sono delle vere e proprie scorte organizzate durante il giorno, scorte che funzionano in maniera brillante, ma giustamente potete immaginare come i cittadini si stiano appunto gestendo per arrivare diciamo da una parte all'altra ovviamente del paese. Allora sindaco, ci può dire com'è lo stato la situazione, anche perché siete veramente da una settimana in un regime di stress forse che non conosce eguali. In questo momento io stamattina definivo i miei abitanti dei prigionieri, perché di fatto questo è. Purtroppo nessuno si è cercato questa situazione, adesso dobbiamo gestirla. Abbiamo un incendio ancora in corso, non è in una fase di bonifica, ma in una fase di spegnimento, che insiste su una viabilità compromessa e una viabilità alternativa parziale che non è sufficiente. Per cui è ovvio che avere 1000 persone confinate, no, in una valle da 7 giorni inizia a diventare un po' pesantino, è vero? E quindi sì, bisogna un attimino trovare degli equilibri. Io arrivo da questa mattina dove alle 4:30 ho chiesto un sopralluogo dei vigili del fuoco proprio per capire a seguito del temporale in atto se era abbastanza sicuro, perché qui stiamo appunto trovando degli equilibri, uscire con la scorta, mi è stato detto di no, pertanto noi eravamo fermi ed erano ferme anche diverse attività. La Ecco, viabilità. sindaco, ci sono cittadini che stanno facendo i voli pindarici per arrivare sul posto di lavoro, Io, immagino. cioè, ci sono persone che per non mettere a repentaglio la vita dei soccorritori preferiscono fare 40 minuti di sentiero che porta all'abitato di Povici in comune di Resiutta, che hanno lasciato lì la macchina e da lì partire per andare a lavorare. Quindi ritorna un po' lo spirito della montagna, dove l'arte di arrangiarsi arriva al primo posto, no? Partendo dal presupposto che questo è un incendio doloso, per cui io mi Ecco, lei è sempre più auguro. convinta Io dell'origine. sì, perché non si è acceso da solo, i danni che sta procurando sono inenarrabili, a livello di stress e di difficoltà potete capire che è legittima la tensione e la preoccupazione. Per non parlare del fatto che nel momento in cui in questi giorni noi abbiamo gestito 4 ambulanze che sono arrivate anche in codice rosso da noi, la tensione che c'era in questo senso, perché capite bene che fare un servizio scorta a un'ambulanza che entra in un'area oggetto di incendio con tutti i mezzi in azione vuol dire coordinare tutti, forestale, vigili del fuoco, operai che lavorano. Il Signore, dico io, no, in questi giorni spesso ci mette una mano santa sulla testa, ma non è che questo può durare per sempre, vero? Quindi io mi auguro che nei prossimi giorni, come ci è stato promesso, si realizzi questa pista alternativa. Bisognerà avere ancora pazienza perché comunque è una pista sul Resia, sul fiume, quindi non è che stiamo parlando di un'altra condizione di livello di sicurezza massimo, ma questo è, quindi una prospettiva e un modo di uscire da una situazione difficile ci deve essere per fare in modo che le persone, le famiglie tornino a un livello di normalità di vita più che accettabile. E poi c'è la protezione civile, impegnata ormai da una settimana, protezione civile che effettivamente offre un servizio encomiabile di scorta, ma non soltanto di scorta, proprio di aiuto vero e proprio alla popolazione. Allora, indipendentemente dal fatto che ci siano forze in campo come antincendio boschivo, d'altra parte sono in giro, non ti so dire quante persone sono impegnate, ritengo più di 50 sicuramente. Ieri avevamo persino dei mezzi che sono arrivati da Trieste. Poi da parte nostra cosa vuoi? Aiutare la popolazione, ha bisogno di qualche cosa, glielo portiamo, glielo allunghiamo, aiutiamo il sindaco a scaricare un po' dei suoi impegni, perché veramente Impegnata è H24 di fatto. provata. E noi facciamo del nostro meglio per sostenere. L'abbiamo sempre fatto, non è la prima volta che ci troviamo in queste situazioni, eravamo anche nell'altra situazione 20 anni fa. D'altra parte
è il pane quotidiano del volontario. Il volontario crede in quello che fa, mette l'anima, lascia la famiglia a casa, si incazzano le mogli, scusa il termine, ma è una realtà, e boh. Cioè, è inutile dire facciamo così, facciamo colà. Allora, io ringrazio il sindaco Anna Micelli e Gianmario Cappellaro, lui ricordiamo che è il coordinatore del distretto di protezione civile da Valcanale e Canal del Ferro. Sindaco, davvero grazie, noi continueremo comunque a gestire dal punto di vista informativo questa situazione, vi restituisco la linea, a voi la linea. La violenta tromba d'aria che si è abbattuta nella notte sul Friuli occidentale ha fatto male ad abitazioni e imprese, come nel caso dell'azienda agricola Burigotto di Fontanafredda, che ha registrato danni per decine di migliaia di euro, che era già stata colpita in modo simile nel 2015. Sentiamo la testimonianza del genero del titolare. Qui in azienda agricola Fontanafredda i danni sono stati ingenti, soprattutto le tettoie. Soprattutto i tetti dei capannoni, il vento fortissimo, raffiche potenti hanno strappato, letteralmente strappato i tetti dei capannoni, nonostante anche tutto sommato i lavori che sono stati fatti anche non tanto tempo fa, quindi era proprio un vento notevole, ha rovesciato tutti gli alberi grandi, gli olmi specialmente, quelli con grandi foglia, con rami abbondanti, chiaramente caricati di pioggia, ha strappato, ha raso la campagna, ha danneggiato tutti i tetti delle case del vicinato con infiltrazioni d'acqua. Fortunatamente i macchinari sono salvi, grazie alle strutture anche in cemento. Cosa vuole? Dopo quella del 15 un'altra botta anche più grossa. Qui sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel pomeriggio ci sarà il solito giro di valzer di assicuratori e periti per cercare di vedere, insomma, di recuperare qualcosa. Questa mattina sono passati anche il sindaco e il vice sindaco qui di Fontanafredda con grande, insomma, celerità. Credo che faranno tutte le pratiche, anche perché il territorio è stato colpito a macchia, specialmente in questa fascia. Paradossalmente sì, il centro di Fontanafredda, che è qui poco distante, è quasi neanche una foglia mossa, tutto qui. Vuole. Di fronte a questi eventi eravamo stati avvisati, ma non si può fare assolutamente niente. Temperature elevate, ce l'aspettavamo, ma quando lo si vive poi è sempre terribile, 10 minuti spaventosi perché turbinava, saltata la luce, ci si rifugia in casa e si spera fortunatamente alle persone, animali e persone salvi. Animali e persone salvi. Si ricomincerà da capo, come sempre fa questa gente, lavorando, investendo di tasca sua, sperando che in qualche modo la regione o lo Stato possano aiutare. E un po' alla volta si riparte avanti. Cosa vuole? Così si soffre che qua ci sono 30 anni di lavori, di risparmi, di continui investimenti e 10 minuti di questo uragano sono stati sufficienti a spazzar via anni di lavoro, ma cosa vuole? Purtroppo sotto il sole questo è il lavoro dell'uomo. Ed ora vediamo se è pronta a collegarsi in diretta la nostra Isabella Gregorato, che sta seguendo a Palazzo Belgrado la conferenza stampa della Giunta Comunale. Vediamo quali sono le principali novità. Grazie Alexis. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Le principali novità qui a Palazzo Daronco riguardano soprattutto interventi pubblici. Partiamo dal teatro, messa in sicurezza dell'area esterna del teatro. Dietro sollecitazione di diversi cittadini, quindi il progetto è di ampliare il foyer del teatro, però intanto farete un intervento tampone. Sì, il progetto dopo sarà di secondo tempo, quello di ampliare il foyer e soprattutto anche la parte, diciamo, del bar che possa uscire praticamente stando appunto dentro, ma soprattutto dare più spazio a quelli che sono i momenti conviviali, diciamo, no? All'interno di questi che sono
degli importanti appuntamenti teatrali. Dove interveniamo adesso? Adesso interveniamo perché, se vi ricordate, moltissimi cittadini, no? Anche abbonati del teatro sollecitavano un intervento del comune perché delle persone bivaccavano al di fuori del teatro con tutta una serie di problematiche igienico-sanitarie, mancanza di decoro, eccetera. Allora abbiamo pensato di intervenire d'accordo col progettista del teatro e assieme anche all'amministrazione, al sindaco, all'assessore Cicalotte, insomma abbiamo fatto in modo di intervenire con 2 pareti in cartongesso di un materiale particolare che sia abbastanza resistente temporaneamente, poi sostituendolo questo con delle vetrate apposta, come già fanno parte gli altri punti importanti del teatro. I lavori inizieranno a breve, avranno anche la particolarità di avere le 2 porte scorrevoli interne e soprattutto con questa scusa, diciamo, di intervenire anche mettiamo a posto la parte superiore che aveva un degrado importante per l'umidità e per l'acqua che scrostava dalle pareti, quindi un intervento richiesto dai cittadini. E poi ci trasferiamo in via Cividale, Sì. ma mi tolgo una curiosità, tanti cittadini sollevano questa questione, ma questa pista ciclabile non è sul marciapiede, non è un pochettino troppo stretta? Che risposta dai ai telespettatori? Allora, per essere una pista ciclabile ha determinate misure, metrature. Se non fossero adeguati non sarebbe a norma. Noi non possiamo permetterci di fare un intervento non a norma. Che poi la promiscuità tra il marciapiede e la ciclabile preveda il codice della strada determinate misure che vanno dai 2,30 ai 2,50 è un discorso che può essere messo in discussione, se vogliamo, a livello, però è a norma. Ovviamente lì in via Cividale c'è un passaggio di auto, c'è un passaggio di mezzi, c'è un passaggio di trasporto pubblico locale, devono essere larghe le corsie, quindi è giusto così. Cosa andiamo a fare lì? Ecco, appunto perché siamo in chiusura di collegamento, quindi ci saranno dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda Cordova. Ma non grossi cambiamenti, abbiamo fatto la variante che era già oggetto di intervento nei mesi scorsi, l'abbiamo adesso messa, diciamo, a misura, perché abbiamo sostituito quasi interamente tutti i cordoli in pietra, perché il progetto prevedeva di rimetterli a posto. E invece non è stato possibile perché sono rovinati, no? Sono quasi tutti rovinati, la ditta si è accorta e più siamo intervenuti anche per rifare alcuni sottoservizi e altri lavori che sono importanti. Ecco, insomma, quando si concluderà il tutto e poi salutiamo? Dovremmo concludere verso la fine di agosto, prima quindicina di settembre completamente. Bene, ringraziamo Vice Sindaco di Udine, Loris Michelini. Qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Paolo Bassi per le riprese. Ed ora, come ogni martedì, qualche anticipazione dalla trasmissione Lo Scrigno che andrà in onda questa sera alle 21. Grazie della linea, siamo nel cuore della Varresia, a Lischiaz, da dove trasmetteremo la puntata di questa sera dello Scrigno, ore 21. Sono con il sindaco di Resia, Anna Micelli, e come ogni martedì vogliamo incuriosirvi e lanciarvi alcune anticipazioni. Che cosa mostreremo questa sera allo Scrigno, sindaco? Un po' la magia della Varresia. La Varresia è molto grande, sono 119 km quadrati e oggi un pezzo della Varresia, in particolare Lischiaz e Sella Carnizza, quindi il pezzo che ci porta verso il confine di Stato con la Slovenia. È un angolo magico è il cuore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, in particolare l'allestimento della Grande Guerra, perché questi sono luoghi che hanno vissuto proprio le pagine della storia, e anche la località di Sella Carnizza con i nostri ragazzi che suoneranno il violino e il violoncello, la zitara e la buncola. Ecco, e poi ovviamente molti riferimenti a questi luoghi che sono luoghi della Grande Guerra. Luoghi della Grande Guerra. Qui la Prima Guerra Mondiale ha avuto, non voglio esagerare, però la Varresia ha giocato un ruolo determinante nelle sorti della disfatta di Caporetto, ed è molto ben raccontato questo nel libro La battaglia dimenticata della Varresia di Marco Pascoli, il direttore del Museo della Grande Guerra di Ragogna, ed è molto bello anche pensare, a distanza di tanti anni, ricostruire i passaggi che hanno determinato la storia della nostra nazione e di conseguenza anche la storia delle persone che ne fanno parte, in questo caso gli abitanti della Varresia.
Questa è Lana Micelli, era il sindaco di Resia, quindi da Lischiazze è veramente tutto, col supporto tecnico del nostro Paolo Bassi è veramente tutto, e quindi vi restituiamo la linea. Bene, noi siamo in chiusura, ma vi ricordo l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.